Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Proseguono senza sosta le ricerche di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, i due giovani che da sabato scorso risultano irreperibili. Nella giornata odierna la famiglia di Giulia Cecchettin, convocata in caserma dai carabinieri impegnati nelle indagini, ha consegnato un PC utilizzato dalla ragazza. La giovane si sarebbe infatti dovuta laureare domani, giovedì 16 novembre, ma allo stato attuale ufficialmente non figura più nella lista degli ammessi alla sessione di laurea. Tuttavia, il Dipartimento dell'Università di Padova è comunque disponibile a discutere una possibile riammissione all'ultimo momento, trattandosi di una circostanza eccezionale. Lo riporta la stampa locale. Cambiamo argomento. Il Comune di Chioggia riveda le sue posizioni sulla chiusura di 2 degli istituti comprensivi prevista per settembre 2024. Sull'argomento abbiamo già chiesto un incontro all'assessore veneto all'istruzione Elena Donazzan. Lo fa sapere il segretario di CISL Scuola Venezia Mariano Maretto. A indurre questa scelta sono il calo demografico e le previsioni di nascite future non certo incoraggianti, che porterebbero i 3.300 studenti attuali a essere suddivisi in 3 istituti da 1.000.000 di studenti ciascuno e non in 5 come capita adesso. Riceviamo molte preoccupazioni da parte del corpo docente, riferisce Maretto, perché si rischia di perdere il posto di lavoro o cambiare sede. Inoltre si rischierebbe di avere delle classi zeppe di studenti e non siamo favorevoli a questa logica. 102 anni ma non li dimostra. L'Università Popolare di Mestre ha dato ufficialmente avvio questo pomeriggio all'auditorium dell'M9 all'anno accademico 2023-2024. L'Università Popolare è una delle istituzioni più antiche di Mestre ancora operanti, essendo nata nel 1921 con l'obiettivo di fornire strumenti di alfabetizzazione e apprendimento alle classi meno abbienti della città. Attualmente ogni anno vengono proposti ai circa 700 iscritti più di 80 corsi che fanno riferimento a 4 specifici dipartimenti, vale a dire il linguistico, l'artistico musicale, lo scientifico psicologico informatico e lo storico letterario filosofico. Torniamo a Chioggia, cerimonia eucaristica stamattina alle ore 10:15 nella chiesa di Sant'Andrea in occasione dell'arrivo a Chioggia appunto delle spoglie di Fulvio De Antoni, il marinaio chioggiotto morto in prigionia in Germania il 2 gennaio 1945. Fulvio De Antoni è morto di stenti ed è stato sepolto in un primo momento a Norimberga, per essere poi trasferito al cimitero di Francoforte, dove lo ritrovano la sorella Leda Loredana De Antoni e la nipote Renata Voltolina. I congiunti non avevano mai smesso di cercarlo e grazie all'intervento del Ministero della Difesa che si è prodigato per il rimpatrio, i resti mortali del caduto sono stati accolti con tutti gli onori dal Comando Forze Operative Nord di Padova lo scorso 6 novembre. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per averci seguiti. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.